La Sardegna, devastata dal ciclone, piange 16 morti, fra cui un bimbo di 3 anni e una piccola di 2. In 24 ore è caduta la pioggia di 6 mesi. Gli sfollati sono quasi 3.000. Una tragedia che mette in moto la solidarietà del Veneto, pronta a partire, se fosse necessario, la protezione civile regionale. Ovviamente da parte nostra, da parte tecnica, l'accordo, in accordo con la Protezione Civile nazionale e con la Regione Sardegna, qualora queste entità ci dovessero chiamare, noi abbiamo dato la nostra disponibilità e il Veneto è pronto per dare l'aiuto e il soccorso necessario. Drammatiche le testimonianze dai luoghi colpiti dal ciclone Cleopatra. È cominciato a piovere, vento, le macchine che si spostavano, le case che non si vedevano più e poi è mancata la luce, abbiamo cominciato ad aver paura, abbiamo chiuso tutto e nel giro di un'ora poi ci siamo ritrovati tutto allagato, lo studio di Marco, di mio figlio, lo studio dell'altro figlio. Intanto si mobilitano anche i sardi che vivono e lavorano nella nostra regione. Luciana Sedda dell'Associazione Culturale Grazia Deledda è in contatto con la Federazione delle Associazioni Sardi in Italia per coordinare gli aiuti. Coordina gli aiuti fra i 70 circoli che ci sono, che aderiscono alla FASI, in modo da riuscire a mandare anche un aiuto consistente, più che piccole iniziative che magari non sono sufficientemente utili. Altra occasione di solidarietà sarà la partita di basket femminile che si gioca sabato prossimo al Palazzetto dello Sport fra Vicenza e San Salvatore Selargius. Pensavamo di approfittare intanto di questa occasione che richiamerà parecchia gente proprio per riuscire in questa circostanza a raccogliere, oltre che la solidarietà, anche un'offerta che sia rilevante.